parte che mi è interessato di più è la citazione della ripresa anche del Presidente Arena rispetto alla democrazia politica, l'intervento del linguista De Mauro, recentemente scomparso, però appunto ripeto anche quello che diceva il Presidente di Confcommercio. Secondo me è centrale che tutte queste cose anche che abbiamo detto poi sfocino in una classe politica capace almeno A di sapere la grammatica italiana, che ultimamente vedo qualche defiance in qualche parlamentare, B sapere un po' la storia di questo paese e vedo ulteriore defiance recentemente in qualche altro parlamentare. Credo che sia urgente, drammaticamente urgente, che oltre che la classe dirigenziale, sindacale, datoriale, ma quello che diceva De Mauro è non esiste democrazia partecipativa se non c'è prima la democrazia politica capace di assumersi la responsabilità delle scelte in relazione alla conoscenza delle cose. Ecco, io credo, vedo, purtroppo trasversalmente lo vedo più in una determinata parte, ma insomma è trasversale, c'è un forte deficit di competenza, di approssimazione e l'idea che basta un tweet, l'idea che basta una rete telematica per risolvere le questioni. Non è così e credo che anche il contributo della relazione di Davide va in quella direzione. Cerchiamo più studio, più competenza, meno tweet e più attenzione. Grazie.